È stato un ponte del 2 giugno all'insegna dell'emergenza meteo, quello vissuto nella regione Veneto. A Venezia sono stati gestiti interventi per danni d'acqua e rimozione di alberi pericolanti, ma i più colpiti sono stati i territori del Rodigino e del Veronese, con rovesci e temporali intensi, registrando picchi di 59 mm a San Pietro in Cariano nel Veronese e 67 mm a San Bellino nel Rodigino. 100 le chiamate ai vigili del fuoco per il maltempo in Polesine. Si sono registrati allagamenti diffusi di strade in numerosi comuni, tra cui Rovigo, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebo, Fratta Polesine, Villa Marzana, Arquà Polesine, Lendinara e Frassinelle Polesine. In particolare nel comune di Fratta Polesine è stata segnalata una grandine di grosse dimensioni, 3-4 cm, mentre nel comune di Villa Marzana si è verificato un evento franoso a un argine di uno scolo consortile. Ad Adria sono stati segnalati alberi caduti sulla statale. In generale ci sono stati allagamenti di abitazioni, attività e sedi stradali, numerose segnalazioni di alberi e rami pericolanti e tetti danneggiati dalle forti raffiche di vento. Nelle immagini l'intervento di stamattina dei vigili del fuoco di Rovigo in via Argine Santa Maria nel comune di San Bellino, dove il forte vento ha provocato lo scoperchiamento del tetto di un'abitazione privata. Fino al prossimo fine settimana il tempo sarà variabile e venerdì torneranno rovesci più insistenti sulle zone montane e poi ci saranno schiarite per il fine settimana.